Mister, allora finalmente io ho scritto il sogno continua, quindi la Lega Pro, restare in Lega Pro è importante, lei alla fine ha vinto. Ha vinto la squadra, ha vinto il gruppo di lavoro, io non ho vinto niente, io sono stato insieme a loro, sono contento di aver regalato una grande gioia a questa città che lo merita, sono venuto qua, ho vinto un campionato da calciatore, per oggi sono soddisfatto perché è stata una grande vittoria per noi, abbiamo portato avanti un progetto giovane, abbiamo valorizzato i 2000 e i 99 e nonostante tutto abbiamo salvato la Lega Pro, quindi è una gioia immensa e sono contento per i tifosi perché se lo merita, chi ha sofferto con noi se lo merita. Io vedo sempre il bicchiere sempre mezzo pieno, ero convinto perché penso che quando una persona lavora con grande umiltà deve essere solo apprezzata e io ero convinto del lavoro perché sapevo lo spogliatoio che era uno spogliatoio giovane, aveva bisogno di essere stimolato al punto giusto. C'ho avuto 24 giocatori importanti, bravi ragazzi che hanno creduto, hanno lottato. La soddisfazione mia è che hanno onorato questo scudetto, questa maglia. Per me è immensa perché io ci ho rimesso un braccio qua, c'ho ancora le cicatrici con ferro dentro. Quindi aver trasmesso questo alla squadra, un sentimento pulito, un sentimento di grande onestà, di lavoro umile e rispetto per la gente che magari si è fatta 7, 8, 10 ore di viaggio per venire a vederci, meritavano questo ed altro, quindi sono contento per loro. Un'analisi della partita, ecco quell'autogol un po' cosa ha pensato quando tutti siamo rimasti così un po' basiti? Io ero sempre fiducioso, sono sempre stato fiducioso, perché sapevo che la partita poteva anche prendere questa via così, che potevamo andare in svantaggio, perché è normale che loro devono fare la partita. E noi avevamo di fronte una squadra che ha fatto risultati importanti fuori casa, ha vinto 2-0 a Catania, ha vinto 4-2 a Messina, ha vinto a Francavilla, giocatori importanti. E noi abbiamo preso gol, con loro abbiamo preso 2 gol, un gol oggi su un'autorete, un gol in campionato e poi abbiamo pareggiato sempre. È stato anche espulso, ecco, questa espulsione forse ha dato il là una reazione dei Ma giocatori. secondo me l'arbitro ha capito che cacciandomi via la squadra poteva avere la reazione, quindi ha fatto bene a mandarmi via. Un'ultima domanda, ecco Longo, l'aspettavamo da tanto tempo che faceva il gol, l'ha Io ero fatto. tranquillo perché Longo gli avevo detto, abbiamo fatto la prima partita di campionato di Coppa Italia 3-0 e ha fatto una doppietta. Ha aperto e ha chiuso la stagione dell'Agragas. Futuro di Lelo di Napoli. Il futuro dell'Elo di Napoli stasera vado con i ragazzi a festeggiare, poi dopo staccherò un attimino perché andrò da mia madre, da mia figlia e niente, aspetterò cosa vogliono fare i due presidenti. Loro sanno quello che la mia umiltà, ma nello stesso tempo sono un ragazzo ambizioso e sicuramente quest'anno abbiamo messo delle pietre importanti. Se loro riescono a capire che siamo avanti di un anno perché abbiamo fatto un progetto importante giovane, bisogna educare anche la gente qui a Agrigento, non essere sempre criticoni, no? Perché anche oggi qualcuno dalla tribuna poteva criticare, invece se riusciamo ad essere tutti quanti, il mio sogno è di creare squadra, società, squadra, a oggi io ci sono riuscito a creare gruppo di lavoro, squadra di chi ci sta vicino e società, ha ragione una certa mentalità. Se riescono anche la gente di Agrigento, io penso che qui si può fare calcio per diversi anni a questi livelli. No, abbiamo sofferto e purtroppo questo è il calcio, però abbiamo dimostrato chi siamo, il gruppo, i cuori, la grinta, quindi abbiamo dimostrato. Alto gol succede nel calcio, succede con i migliori, quindi Cristian è un bello giocatore, giovane, è un grandissimo difensore per me, però nel calcio succede, come è successo diverse cose con me in questi campionati, però siamo riusciti. Tu sei stato uno dei migliori oggi, indubbiamente, no? Riuscivi a un po' dirigere il gioco, ti davano sempre la palla. Grazie, da un anno scorso difficile per me, di due infortuni per me è stato del più grave della mia carriera, però quest'anno grazie a Dio ho potuto aiutare la squadra, aiutare questa società che mi ha dato l'opportunità di
di fare capitano, che per me è un onore. Durante l'intervallo il mister cosa vi ha detto? Perché in campo il secondo tempo siete entrati più determinati e più carichi. Quasi hai menato noi, però è per questo. Voglio ringraziare anche il mister, ha dato una mossa nell'intervallo e abbiamo tornato molto meglio, molto più aggressivi, quindi grazie a Dio siamo riusciti a fare pareggio.